Eccoci qua. Allora, diamo inizio all'oroscopo della settimana che va dal 5 di aprile all'11 di aprile. Spero che avete passato una bellissima, diciamo, settimana, in modo che Raga, ma voi lo sapevate? scusate un attimo perché devo spegnere il telefonino, se no va a finire che comincia a squillare, quindi poi dà fastidio. Allora, dicevo, sperando che avete passato che avete trascorso una bellissima Pasqua, non penso con le restrizioni che ci sono state, quindi tutta zona russa, ahimè, ahimè, ahimè. Fa niente, deve passare, deve passare. Allora, amici, le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 5 aprile all'11 di aprile del sottoscritto. Voi intanto non dimenticate di iscrivervi a questo canale e di attivare la campanella delle notifiche, in modo tale che quando andrò in diretto a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica. Ok? Bene, allora andiamo subito con la lettura del segno dell'Ariete. Amore. Per i sentimenti questa non sarà una settimana di grandi cambiamenti o di grossi problemi di coppia da affrontare. L'umore però sarà buono e potrebbe essere fortemente condizionato da dei colpi di fortuna sul lavoro. Bene. Il fatto è che siete sereni e potrete quindi permettervi di godervi con piacere la vostra storia d'amore o una nuova conoscenza. Sul lavoro invece, sul posto di lavoro, le cose potrebbero andare decisamente bene, tanto che potrebbero aumentare in maniera evidente le entrate economiche. Ovviamente benefici che vi siete guadagnati con il duro impegno. Andiamo con il segno del Toro. In amore questi di inizio aprile non saranno dei giorni troppo tranquilli perché lo stato d'animo non sarà dei migliori. Questo umore abbastanza basso non porterà chissà che complicità con la propria dolce metà. È il caso invece di recuperare un po' di ottimismo e di energie per potersi vivere dei giorni sereni e di emozioni insieme ad una persona alla quale tenete molto. Sul lavoro invece, sul posto di lavoro le cose non andranno meglio perché mancheranno le energie giuste. Per questo motivo, se state studiando dei progetti, potrebbe essere un momento di stop poco entusiasmante. Dovrete separare quindi in tempi migliori senza perdere troppo la positività e la voglia di credere nelle vostre idee. Il segno dei gemelli. In amore questa settimana di aprile sarà veramente interessante perché le stelle potrebbero regalare qualche bella emozione in amore. In queste giornate potreste essere eclettici e scoprire anche qualcosa di nuovo all'interno della vostra relazione di coppia. L'umore sarà buono e quindi non si escludono incontri per chi è single e ha voglia di nuove emozioni. Sul lavoro invece le energie saranno veramente alte e sarebbe un peccato non sfruttarle nel miglior dei modi possibili.
potrete impegnarvi su vari punti di vista e sarà veramente difficile ricevere in cambio delle delusioni. Il segno del cancro. In amore, la settimana non inizierà proprio nel miglior dei modi, visto che la luna sarà in opposizione, ma le cose non andranno così male. Il mercoledì di aprile potrete recuperare e nei rapporti le cose andranno meglio. Se siete single e volete avvicinarvi ad una persona, potrete farlo con decisione. Difficilmente mollerete la presa. Nel lavoro, invece, la determinazione caratterizzerà queste prime giornate di aprile. Se avete delle idee o dei sogni nel cassetto, non vi distrarrete dall'immergervi nei vostri impegni professionali. Il segno del leone. In amore questa nuova settimana inizierà bene, ma non aspettatevi grandi novità nella relazione d'amore col partner. Le stelle vi regaleranno dei giorni tranquilli e sereni con la vostra dolce metà, che potrete godervi senza problemi o disagi di coppia. Per chi è solo e ha voglia di provare emozioni nuove, chissà, sarete più presi dal lavoro e dai progetti. Sul lavoro invece tanta intuizione e nuove idee per queste giornate lavorative. Potrete mettere l'impegno in faccende pratiche e materiali, ma non solo. Se vi darete da fare e ci crederete fino in fondo, riuscirete ad ottenere già i primi risultati e le prime soddisfazioni professionali. Il segno della Vergine. In amore pare proprio che non saranno giornate semplici per voi nati sotto questo segno. Lo stato d'animo potrebbe essere piuttosto basso e non garantire delle emozioni per le relazioni sentimentali di questa settimana. Forse ci vorrà del tempo per risolvere una questione con il proprio partner e di tempo avranno bisogno pure i single che vorranno approcciarsi a qualcuno. Calma e serenità e non vi preoccupate. Sul lavoro invece in questa settimana sarà meglio non esagerare e non correre troppo perché potreste rischiare di spingere un progetto che magari ha ancora bisogno di tempo. Bisognerà attendere per qualche soddisfazione in più. Bilancia, amore. Attenzione ai rapporti affettivi in questi giorni perché potreste avere dei problemi soprattutto per quanto riguarda la comunicazione di coppia. Potreste non capirvi fino in fondo ed per questo che potrebbero nascere incomprensioni e fraintendimenti. Occhio quindi a come deciderete di relazionarvi e occhio pure se state iniziando una nuova conoscenza, potreste non essere troppo carini nei modi. Sul lavoro invece la settimana proseguirà bene, anche nel weekend potrebbe portare ad un momento no. Un impegno professionale importante sarà meglio posticiparlo ad una giornata più favorita. Il segno dello Scorpione. Amore, i primi giorni di questa nuova settimana non porteranno un immenso entusiasmo sul fronte dei sentimenti. Non bisognerà però mollare la presa. Se volete vivere un momento davvero piacevole con il partner, dovreste attendere il sabato e la domenica. Quelli saranno i giorni più belli di questo periodo con la dolce metà o una nuova conoscenza. Sul lavoro invece durante la settimana vi impegnerete senza troppi problemi, ma se volete vedere dei risultati interessanti dovrete aspettare. Il weekend sarà il momento migliore per la soddisfazione di lavoro. Sagittario.
In amore, i primi giorni di questa settimana di aprile saranno piuttosto tranquilli per poi cambiare man mano. Il weekend sarà il momento più difficile di questo periodo perché è possibile che non riuscirete a capirvi col vostro partner. Sarà opportuno cercare di essere chiari, onesti e comunicare al meglio quello che si vuole dire a chi vi sta vicino. Sul lavoro invece la comunicazione potrebbe costruire un fattore particolare pure sul posto di lavoro. Occhio a cosa direte, meglio riflettere prima di andare contro a qualche intoppo o qualche guaio. Capricorno, in amore per i sentimenti in queste giornate potreste dover affrontare qualche problema. In amore le cose potrebbero farsi complicate. All'inizio della settimana sarà caratterizzato da un umore basso e da un po' di agitazione. Le tensioni potrebbero arrivare quindi anche nella relazione col partner o con una persona appena conosciuta. Se siete invece single, fate molta attenzione. Sul lavoro lo stato d'animo non sarà al top. Per fortuna sul piano professionale tutto proseguirà in maniera più tranquilla, decisamente meglio rispetto a quello che accadrà per la sfera intima e amorosa. Il segno dell'Acquario. In amore, che siate impegnati o meno con una persona, in questi giorni non riuscirete a dire bugie a chi sta al vostro fianco. L'onestà, d'altronde, è fondamentale in un rapporto e il partner potrebbe apprezzare in maniera particolare questo aspetto. Dire quello che pensate a chi amate sicuramente porterà dei vantaggi alla relazione, maggior fiducia in primis. Sul lavoro sarete piuttosto schietti sul posto di lavoro, con colleghi, dipendenti, capi. Saranno delle giornate di trasparenza e zero illusioni. Per i progetti dovreste però continuare ad impegnarvi per ottenere dei buoni risultati. E infine il segno dei pesci. In amore, per questi primi giorni del nuovo mese dovrete un po' pazientare. Le stelle al momento non vi regaleranno incredibili passi in avanti con qualcuno. Che siate innamorati o abbiate voglia di intraprendere un nuovo rapporto affettivo, sarà importante saper aspettare. Presto arriveranno emozioni più forti ed intense in amore, ma per ora l'atmosfera è piuttosto piatta. Sul lavoro invece poche sorprese pure per quanto riguarda i compiti e i progetti professionali. Le energie non saranno altissime e questa settimana potrebbe rivelarsi un po' altalenante. Dovreste dotarvi di forza e di ottimismo per iniziare ad ottenere qualche buon risultato più in là. Bene amici, e così abbiamo concluso l'oroscopo della settimana che dal 5 aprile all'11 di aprile. Io vi ringrazio per la vostra squisitezza e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Che le stelle siano sempre con voi tutti.